La Giunta Comunale di Agrigento ha deliberato l'utilizzo di 3 milioni di euro sbloccati dopo 20 anni per interventi di riqualificazione urbana. 2 milioni di euro andranno alla Fondazione Agrigento 2025 e 1 milione di euro destinati alla copertura di debiti fuori bilancio. Al via il concorso Il Mandorlo in tavola. Il sindaco di Realmonte Lattuca risponde alla mozione di sfiducia presentata da 8 consiglieri comunali qualche giorno fa. Assemblea delle assemblee, lavoro, dignità, cittadinanza e democrazia, è stato questo il tema trattato oggi dalla CGIL di Agrigento alla presenza del segretario regionale Mannino. Si è discusso anche della campagna referendaria. Al via la settimana dedicata all'8 marzo, stamane al Teatro Pirandello è inaugurata una mostra dedicata alle donne, le Nobel della scienza. La DC organizza per l'8 marzo un convegno dal tema Il futuro è donna, promosso dal movimento femminile della DC. Sabato un interessante convegno sulle allergie al latte. La Camera di Commercio raccoglie gli imprenditori agrigentini per investimento da fare a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Al via il Carnevale a Montevago all'insegna dell'accoglienza e della solidarietà, manifestazioni carnascialesche anche a Castrofilippo. L'Acragas pareggia in casa con la Cirreale, il Calcium Favara vince in trasferta con il Locri, una panoramica dei risultati di promozione e di eccellenza. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi 3 marzo lunedì. La Giunta Comunale di Agrigento ha deliberato l'utilizzo di 3 milioni di euro sbloccati dall'avanzo vincolato rimasti fermi nelle casse comunali per più di 20 anni, da destinare a interventi di riqualificazione straordinaria. Un'altra importante manovra di applicazione dell'avanzo riguarda la destinazione di una somma di quasi 2 milioni di euro alla Fondazione Agrigento 2025, prevista dalla convenzione tra il Comune e la Fondazione per gli eventi legati ad Agrigento, capitale italiana della cultura. La restante cifra, superiore a 1 milione di euro, sarà ripartita tra la copertura dei debiti fuori bilancio da riconoscere di servizi di trasporto pubblico locale e di progetti nell'ambito dei servizi sociali. Il sindaco di Agrigento Miccichè accoglie con entusiasmo lo sblocco di tale fondi da parte del Ministero che, inseriti nel bilancio del Comune di Agrigento, consentiranno di sostenere finanziamenti numerosi, interventi a beneficio del territorio, peraltro in occasione dell'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura. A tal proposito il sindaco Miccichè ringrazia per l'impegno profuso e la testimonianza di attenzione costante il parlamentare nazionale Calogero Pisano, autore dell'emendamento che ha sbloccato le somme, la Diputazione agrigentina, gli onorevoli Gallo, Di Mauro, Savarino e l'assessore al bilancio Lisci, sottolineando che ancora una volta la sinergia di intenti e la collaborazione costruttiva tra le forze politiche e amministrative si rilevano un'arma vincente per ottenere risultati concreti, tangibili a beneficio di tutta la comunità. E nell'ambito del 77° Mandorlo in Fiore ad Agrigento dall'8 al 16 marzo, riecco una delle iniziative più attese dagli amanti dell'ottima cucina e delle tradizioni locali. Si tratta del Mandorlo in tavola, un'occasione unica per esaltare il patrimonio enogastronomico di Agrigento, ponendo al centro all'attenzione uno degli ingredienti simbolo della cultura siciliana, la mandorla. L'iniziativa mira a coinvolgere le attività di ristorazione della città, invitando i ristoratori a creare e proporre nei propri menù specialità gastronomiche a base di mandorla. I locali presenteranno un menù dedicato con almeno 3 pietanze che abbiano come protagonista la mandorla. Mandorlo in tavola è un evento di rilievo per riscoprire il gusto autentico della tradizione tra sapori, storia e creatività gastronomica. Il sindaco avvocato Sabrina Lattuca risponde alla mozione presentata nei giorni scorsi da 8 consiglieri comunali. Il sindaco afferma: non nego di essere profondamente dispiaciuta per la mozione di sfiducia presentata nei confronti della mia persona. Sentiamo lo stesso sindaco Lattuca.
Mi è stata trasmessa da parte della segretaria generale in data odierna la mozione presentata dai consiglieri di opposizione e da alcuni consiglieri di maggioranza di sfiducia nei miei confronti. Ho letto appena le motivazioni e sono sintetiche, ci sono 3 punti che chiaramente non posso condividere, non condivido, anzi che basta vedere le attività che abbiamo fatto in questi quasi 5 anni per capire che sono smentite dai fatti e dagli atti. Tuttavia non posso non esprimere il mio enorme dispiacere per quello che sta succedendo, ossia un rallentamento della macchina amministrativa in un momento storico nella capitale della cultura 2025 di Agrigento, dove invece bisognava unire le forze per cercare di promuovere e portare quanti più progetti e attività in questo territorio possibile. Non nego che sono un po' da quello che leggo stupita dal fatto che non si tenga conto di quanti finanziamenti e quante attività abbiamo portato in questi anni a casa. La questione del dissesto, peraltro a cui si fa riferimento, che andrebbe a destare preoccupazione in capo a questi consiglieri, ho detto più volte, non è un dissesto di tipo strutturale ma tecnico e peraltro fisiologico e peraltro sovrapponibile a diverse altre amministrazioni che mi hanno preceduta, per cui veramente non capisco quale sia stata la motivazione che abbia spinto questi consiglieri a non invece valutare le opportunità che abbiamo e la necessità di costruire il futuro in un momento storico così particolare. Certo che io tra tutti voglio ricordare quello che abbiamo fatto per la Scala dei Turchi. Noi abbiamo acquisito il sito dapprima, ottenuto una legge regionale dopo, la legge numero 3 del 31 gennaio 2024, e alla fine, proprio perché lo vogliamo tutelare ma rieducare anche le masse a una corretta fruizione, azionato un progetto dal titolo Mai Scala dei Turchi, quindi riaperto seppur in modo contingentato e compatibilmente con i vincoli che insistono sullo stesso sito. Veramente incredibile, pertanto mi pare quello che sta succedendo. Chiaramente io sono molto dispiaciuta, ma sono anche molto serena. Ritengo di avere fatto di tutto e di più per portare a casa i risultati e per il bene comune di Realmonte, nel rispetto dei cittadini che mi hanno votata, nel rispetto dei cittadini che mi hanno dato espresso mandato per crescere e per accrescere le condizioni socio-economiche di questo territorio. Chiaramente ci sono dei passaggi in questa mozione, ma prima ancora dei passaggi relativi ad una nota a firma della Presidente del Consiglio, che saranno oggetto di azioni da parte mia nelle sedi competenti, poiché oltre all'attività di sindaco si è andato diciamo sulla persona, e questo comune purtroppo qualche soggetto di questa amministrazione ma anche non ha tante volte superato questo limite. E quindi io, da donna, nel rispetto delle donne, da sindaca e da primo cittadino, ho il dovere di combattere e combatterò. Quindi preannunciando che farò anche delle azioni giudiziarie nelle sedi competenti, pertanto ecco, lasciando a chi di competenza poi fare il suo lavoro, voglio fare un invito. Ecco, io invito i consiglieri a valutare
per il bene comune di questa comunità, appunto, di questa collettività che rappresentiamo, che un rallentamento certamente si tradurrà in un danno. Ecco, è che siamo tutti qua, abbiamo avuto mandato diretto dai cittadini per accrescere le condizioni del territorio socio-economiche e non per rallentare il futuro. Ma chiaramente è un mio pensiero, rispetto ovviamente tutte le posizioni, non le condivido, non posso che fare che rispettarle ed eventualmente azionare tutti gli strumenti legali utili. Detto ciò, credo di essere un sindaco che ha fatto tutto quello che poteva fare per il bene della collettività. Credo che questo debba essere questa debba essere la condizione minima che deve possedere un primo cittadino, oltre ad una competenza specifica, e quindi mi riserverò all'esito del Consiglio Comunale che verrà convocato per la votazione di questa mozione ogni ulteriore valutazione. Sicuramente come primo cittadino, come persona, come avvocato, non scenderò mai a compromessi, e se questo, seppur piccoli o come dire, piccoli ma non in linea con il rigore e la correttezza che deve avere un primo cittadino, per cui con la serenità che ho, per la consapevolezza di avere dato tutto quello che potevo dare per questa comunità, all'esito del Consiglio azionerò, se riterrò e se ci saranno i presupposti per farlo, ogni strumento legale per la migliore tutela della mia persona, ma soprattutto per la migliore tutela di questo ente. Assemblea delle assemblee, lavoro, dignità, cittadinanza, democrazia, è stato questo il tema trattato oggi nel corso dell'assise organizzata dalla CGIL di Agrigento, alla presenza del segretario generale di Agrigento Alfonso Buscemi e Alfio Mannino, segretario regionale. Si è discusso anche delle tematiche referendarie promosse dallo stesso sindacato. Le interviste. Alfonso Buscemi, un appassionato intervento che ha parlato delle tantissime deficit della nostra città, nonostante la capitale della cultura. 2 mesi sono passati, diceva lei, ma si vede ben poco. È inevitabile ricordare che appunto questa prospettiva di un anno Agrigento capitale della cultura italiana 2025 ci sta lasciando tanta amarezza e tanta tristezza rispetto anche a quello che noi avevamo sognato. Avevamo sognato un'opportunità per dare a questa città strutture stabili. Non ci sono strade per arrivare in città, non ci sono parcheggi, non ci sono gabinetti pubblici. In questo contesto è chiaro che noi rischiamo persino di fare danno, perché il problema non è avere ora dei turisti che vengono a visitare la nostra città, una città meravigliosa con una storia incredibilmente bella, ma il problema è che cosa andranno in giro per il mondo a dire i turisti se vengono e non trovano acqua, perché noi ancora parliamo di acqua purtroppo, e per parcheggiare si devono disperare, eccetera, eccetera. È chiaro che l'opportunità da questo punto di vista è persa. Ora si leggono che stanno facendo, stanno programmando, probabilmente ho letto si farà il carnevale di Sciacca, si farà la sagra del Mandorlingiore. Non so se sorridere rispetto a questi annunci o davvero rattristarmi. Ecco, in questo contesto la città spero che riesca a trovare gli anticorpi per reagire nelle sedi e nei modi opportuni. Ecco, una battuta: perché firmare il referendum della CGIL? Adesso i cittadini, grazie a 5 milioni di firme raccolte, hanno nelle loro mani il loro futuro. Se vanno a votare e vincono i sì, vorrà dire che loro avranno meno precarietà, avranno più diritti di cittadinanza. Non è tollerabile che un lavoratore debba avere un contratto a termine per un mese, perché questo significa essere schiavi. Andare a votare referendum per avere la libertà di difendersi i propri diritti.
Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL, oggi qui ad Agrigento per questa assemblea e promuovere la campagna referendaria. Ecco, perché sostenerla? Perché noi vogliamo rimettere al centro dell'agenda politica del Paese il tema del lavoro, della sua qualità, della dignità del lavoro. Il lavoro per tanti, per troppi anni è stato sinonimo di emancipazione, di libertà, di progresso, e da quando invece il lavoro è stato svalorizzato, purtroppo il lavoro spesso è sinonimo di precarietà non soltanto lavorativa ma nella vita, è sinonimo di schiavitù, è sinonimo di sottosalario, è sinonimo di sfruttamento. Rimettere al centro il lavoro e la sua dignità significa anche immaginare e costruire un'idea di paese diversa rispetto a ciò che abbiamo oggi, ed è importante farlo dalla Sicilia, dal Mezzogiorno, dalle aree più periferiche come quella di Agrigento, dove la condizione del lavoro è sempre più precaria, sempre più sfruttata, e quindi noi per questo diciamo che i cittadini, gli elettori e le elettrici si debbono mobilitare. Stiamo provando a costruire davvero un'idea di paese diversa e abbiamo la necessità che questo passi attraverso il voto, anche per rafforzare la nostra democrazia. Al via le manifestazioni in vista dell'8 marzo, festa della donna, organizzate dal Liceo Leonardo di Agrigento. Stamani l'inaugurazione di una mostra dal tema Le Nobel per la Scienza, a cura dell'Associazione Toponomastica Femminile al Teatro Pirandello di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'inaugurazione. Oggi giornata importante con l'inizio di una settimana dedicata al problema della festa della donna, però c'è anche una giornata dedicata al progetto sull'astronomia. Allora, oggi in realtà si intrecciano due iniziative di grande valore e importanza per il nostro liceo. Siamo al 6° appuntamento della settimana della cultura scientifica e oggi credo che i nostri alunni e gli alunni anche dei licei, degli altri licei della città che hanno scelto di partecipare assisteranno ad una mattinata sicuramente interessante e stimolante, una mattinata che abbiamo dedicato all'astronomia. Infatti abbiamo denominato questa giornata A come astronomia, alla presenza di 3 illustri ospiti e relatori: la professoressa Caraveo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale degli Astrofisica, e il dottor Salvo Pluchino, vicepresidente degli Astrofili Italiani, e il dottore Falco, che è un astronomo e archeologo. Sono 3 personalità illustri nel campo che sicuramente questa mattina riusciranno a stimolare l'interesse dei nostri allievi anche per questo campo scientifico. Quello che mi piace sottolineare è in particolare la presenza della professoressa Caraveo, perché arriva in un giorno in cui noi di fatto apriamo la settimana dedicata al nostro 8 marzo, una settimana che come sempre apre un focus sulla partecipazione delle ragazze alle STEM, quindi una relatrice donna che è testimonial di come una donna si sia potuta affermare nel campo delle scienze. Credo che sia, diciamo, l'esperienza migliore. La settimana si apre infatti dell'8 marzo, si apre con l'inaugurazione della mostra dedicata alle donne Nobel per la scienza, curata da Toponomastica al femminile, che aprirà Ester Rizzo, autrice e scrittrice di tematiche che riguardano le donne. Quindi credo che davvero l'esperienza sia straordinaria oggi per i nostri ragazzi e come sempre testimonia un impegno costante del nostro liceo alla promozione delle STEM anche per le ragazze. Oggi al via presso l'Istituto Leonardo, qui al foyer del Teatro Pirandello, una mostra fotografica dedicata proprio alla settimana della donna. Di cosa si tratta? È una mostra che mette in evidenza le donne che hanno ricevuto il premio Nobel per le scienze, quindi in questo caso particolare per la chimica, per la fisica e per l'economia. È ovvio che la mostra vuole evidenziare queste donne che rappresentano comunque un'eccezione, guardando proprio i pannelli dove si nota che sono pochissime rispetto agli uomini, però il senso è di giustificare o dare delle spiegazioni del perché sono così poche, e quindi parlare di accesso all'istruzione negato alle donne, parlare di appropriazione indebita o di veri furti delle scoperte delle donne, e parlare delle teorie misogine e maschiliste che tanti filosofi, medici, storici nei secoli hanno tramandato e che quindi danno la spiegazione
del perché il numero è così esiguo. Il suo contributo oggi? Parlerò del contributo delle scienziate alla ricerca astronomica e cercherò di fare riflettere i ragazzi sul fatto che molti contributi dati dalle donne sono rimasti senza nome e senza riconoscimenti. Quindi è il momento di aprire gli occhi e di stare più attenti alle capacità di tutti, perché la scienza è bellissima da fare e la possono fare tanto gli uomini quanto le donne. Ecco, parliamo di questa sua presenza qui nell'iniziativa dell'Istituto Leonardo. Oggi parlerò di radioastronomia, un modo diverso di guardare il cielo, che non è attraverso un normale telescopio, ma attraverso i radiotelescopi delle grandi antenne, che servono per scrutare le meraviglie dell'universo e darci una visione complementare a quella che può essere l'osservazione del cielo a occhio nudo o con i telescopi. Quindi cercherò di coinvolgere i ragazzi in questa affascinante tematica, cercando di stimolarli verso modi diversi di osservare il cosmo che ci circonda. È sempre in tema di 8 marzo, il futuro è donna, e questo è il titolo di un convegno promosso dal Movimento Femminile Regionale della Democrazia Cristiana il prossimo 8 marzo dalle ore 10 presso l'Osteria ad Agrigento. Nel giorno della festa delle donne abbiamo deciso di organizzare un evento dando particolare rilievo all'imprenditoria femminile siciliana, alle donne in politica e alle istituzioni, oltre che nel settore della sostenibilità e dell'agricoltura, tutte tematiche a noi care, dichiara Pina Provino, segretario regionale del Movimento Femminile della DC. Alla manifestazione saranno presenti tra gli altri Totò Cuffaro, Stefano Cirillo, Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, l'assessore regionale alla famiglia Albano e l'assessore Messina alle autonomie locali, Edi Tamaio, assessore regionale alle attività produttive, e gli onorevoli Ignazio Abate, Serafina Marchetta e Carmelo Pace. Allergia alle proteine di latte vaccino, quali le novità? È stato questo il tema del congresso medico che si è svolto presso l'Hotel della Valle. Le interviste ai protagonisti. Oggi un interessante convegno dove si parla di meeting e buona società benefit. Di cosa si tratta? Ma è un argomento che riguarda soprattutto l'intolleranza alle proteine del latte vaccino. Una situazione che noi pediatri spesso ci vede confrontare non solo con i genitori, ma anche tra di noi. E questo convegno permette di utilizzare le varie intelligenze e il territorio, cioè l'università, la pediatria ospedaliera, la pediatria di libera scelta, in quanto ci stiamo confrontando sulle metodiche da utilizzare ed eventualmente, quando ci troviamo di fronte a una vera e propria intolleranza, quale tipo di latte utilizzare per rendere, diciamo, il bambino sempre più protetto e sempre non danneggiato da vari alimenti. Che dire, è una giornata di confronto, sta venendo fuori un dibattito notevole e il messaggio che alla fine sarà dato è di rendere i genitori più persuasivi nelle scelte e soprattutto avere la possibilità di utilizzare quei sistemi che oggi la scienza medica pediatrica ci mette a disposizione per rendere lo sviluppo del bambino sempre più libero da eventuali controindicazioni che riguardano l'alimentazione del latte. E oggi i relatori ci hanno proposto delle relazioni particolarmente interessanti sulle allergie alimentari e l'allergia alle proteine del latte vaccino. Però mi preme sottolineare, e questo lo facciamo quotidianamente nel nostro lavoro in reparto, l'importanza dell'alimentazione con latte materno, che è una delle basi che serve non solo per la migliore nutrizione del neonato, ma anche per prevenire queste forme di patologia che sono così frequenti nella popolazione infantile.
Oggi abbiamo parlato di allergie alimentari, in particolare di allergie al latte vaccino. Sono delle patologie particolarmente incidenti come percentuale di diagnosi nei bambini e quindi soprattutto in età pediatrica. Ed è stata una bella giornata per poterci aggiornare sulle recenti linee guida e sulle nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche che il panorama della pediatria offre nell'ambito di queste patologie. Mi occupo di allergologia pediatrica, in particolare sia delle allergie respiratorie ma anche delle allergie alimentari, quindi seguiamo bambini non solo nel percorso diagnostico ma anche terapeutico di quelle che sono le allergie che più frequentemente colpiscono la popolazione pediatrica. Ecco, quanti sono i casi? Ci sono parecchi casi, in questi casi come vi comportate? Ci sono parecchi casi, le allergie sia alimentari che respiratorie sono in aumento, cerchiamo di accompagnare anche la famiglia in quello che è tutto il percorso, anche nella gestione dei casi più complicati di allergia alimentare, dove non c'è una tendenza all'acquisizione spontanea della tolleranza e quindi dobbiamo agire in qualche modo forzando il sistema immunitario. Parliamo del suo intervento particolarmente apprezzato dal pubblico, dai suoi colleghi. Oggi in questo congresso provinciale organizzato dalla Buona abbiamo discusso delle allergie alimentari. La collega Maria Lucia Fragapane, prima di me, responsabile dell'ambulatorio di allergologia pediatrica, ha parlato delle forme IgE mediate. Io, responsabile dell'ambulatorio di gastroenterologia, ho parlato delle forme e non IgE mediate. La situazione ad Agrigento qual è? La situazione ad Agrigento è una situazione, come in tutte le altre parti del mondo, in crescita, di allergie alimentari sia vere che sospette, il più delle volte erroneamente sospettate dalla famiglia e dai genitori, che comunque meritano di essere indagate e sono in alcuni dei casi meritevoli anche eventualmente di test di provocazione orale allergica, anche in ambiente protetto, per escludere o confermare l'allergia, la presenza o meno dell'allergia. E si è svolto presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento l'incontro sul tema costruzioni e gestioni immobiliari per le imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti. Le interviste. Commissario Giuseppe Termine della Camera di Commercio di Agrigento, oggi un interessante confronto per discutere sugli vari investimenti a Dubai, negli Emirati Arabi. Sì, oggi abbiamo fatto questo convegno, con piacere, su spinta e interessamento dell'ingegnere Salvatore Infanta. E questo convegno si riferisce a questo rapporto che si può creare con il mercato degli Emirati Arabi. Diciamo che quanto emerso da questo convegno è in linea con il governo nazionale, è in linea con il governo regionale e soprattutto con l'assessorato attività produttive dell'assessore Tamaio, che doveva essere presente e per impegni precedentemente assunti non è potuto essere presente, però è stato presente, diciamo, tramite lo Sprint, che è un organismo regionale. Infatti in collegamento abbiamo avuto il dottor Di Matteo, che ha portato il saluto dell'assessore e nello stesso tempo ha sviscerato un po' il compito dello Sprint in Sicilia. Diciamo che abbiamo avuto un collegamento anche con la Camera di Commercio degli Emirati Arabi, la Camera di Commercio italiana, con la dottoressa di funzionaria che ha dato un saluto e ha spiegato un po' la problematica. E l'incontro è stato molto seguito da parte degli imprenditori, da parte dei professionisti, dell'ordine dei mediatori, e abbiamo avuto la presenza anche della scuola Politi tramite l'ingegnere Cuffaro, che ha assistito con interesse al convegno. È un fronte nuovo che si apre, un fronte interessante per le aziende della nostra provincia, che possono pensare, avere l'opportunità di investire a Dubai,
investire non solo finanziariamente, ma investire con il proprio lavoro, perché c'è un campo diciamo vastissimo che si apre, e quindi è qualcosa di utile per la provincia, per far sì che questa nostra provincia possa andare avanti economicamente, finanziariamente, e quindi per la Camera di Commercio è un piacere portare avanti queste iniziative per l'interesse collettivo. Una sintesi di ciò che è stato un interessante dibattito su investimenti a Dubai, negli Emirati Arabi, che la vostra Camera ha organizzato. Sì, la giornata di oggi è stata dedicata a due temi fondamentali, quella della internazionalizzazione con l'esplorazione delle opportunità di investimento nel settore immobiliare presso gli Emirati Arabi Uniti, e abbiamo anche aperto un focus sulle iniziative camerali in materia di innovazione digitale con il bando del PID Next, un'iniziativa che è finanziata dal Ministero delle Imprese e che in collaborazione con Unioncamere e le Camere di Commercio di tutta Italia, compresa quella di Agrigento, intende assistere le micro e piccole imprese del territorio, anche agrigentino, nella transizione digitale e nell'assessment e nella individuazione, diciamo, di quelle che sono le difficoltà che ci sono nella digitalizzazione dei propri servizi, cercando di accompagnarle nell'acquisizione di quelle conoscenze, di quelle competenze che possono aiutare a competere nei mercati locali e anche in quelli internazionali. Linea alla regia per la pubblicità. Con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'ASPI di Agrigento ha avviato la procedura concorsuale per la stabilizzazione di 20 assistenti informatici. L'operazione rientra in un ampio percorso intrapreso dalla direzione strategica dell'ente, volto a rafforzare la pianta organica e migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Soddisfazione è stata espressa dal deputato agrigentino onorevole Lillo Pisano, firmatario dell'emendamento inserito nel decreto Mille Proroghe, convertito con la legge del 24 febbraio 2023, che consentirà l'assunzione a tempo indeterminato di questi lavoratori. La prossima stabilizzazione di 20 assistenti informatici mi dà grande gioia, perché rappresenta un nuovo ulteriore tangibile risultato raggiunto con il mio impegno parlamentare, questo quanto dichiarato dal parlamentare nazionale agrigentino Lillo Pisano. Carnevale di Montevago all'insegna dell'accoglienza e della solidarietà. La festa continua anche oggi e domani. Sentiamo in merito Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago. La 35esima edizione del Carnevale Montevaghese prende il via, è una giornata oggi di divertimento, lo sarà anche lunedì e martedì. Il tema di quest'anno è un tema che sta a cuore a tutti ed è il tema dell'accoglienza e il tema della solidarietà. Le comunità che hanno lavorato sono le comunità di Montevago e Santa Margherita, perché i due carri più grossi rappresentano appunto il lavoro in simbiosi che fanno questi ragazzi. Inoltre quest'anno abbiamo una bella novità, ci sono dei ragazzi piccoli, ragazzi di scuola media, che si sono cimentati in due mini carri, hanno seguito le orme degli adulti e ne hanno tirato fuori un prodotto che secondo la nostra modestissima opinione deve fare riflettere. Un primo carro è dedicato ai naufragi, infatti si chiama Naufragio, e il secondo mini carro si chiama Gira, Vota e Ferria a Moddo Semo, quindi per dire un po' come la situazione, i ragazzini percepiscono benissimo qual è la tensione sociale che si avverte seguendo i telegiornali e seguendo quello che nel mondo succede. I due invece carri ufficiali sono due carri anch'essi dedicati alla pace, il primo, quello di Santa Margherita, Ippi Ippi Urrà, e quello di Montevago dedicato un po' alle tradizioni messicane, Noce de Fuego è il titolo, ma rappresenta proprio come grandi tradizioni ha il Messico e come per questo Messico si sono alzate le barriere degli Stati Uniti per non farli più entrare. Quindi se dovessimo dare una valutazione, io mi complimento con loro perché hanno scelto, li valuterei con 10, perché hanno scelto dei temi che sono attualissimi ma che soprattutto preoccupano il mondo intero, e in questo caso da un piccolo comune quale Montevago parte un segnale forte per dire siamo attenti, perché
perché qualcosa di serio sta succedendo. Verso cosa stiamo andando? Anche a Castrofilippo si è festeggiato il carnevale, ce ne parla meglio Eugenio Caironi. In provincia di Agrigento, a Castrofilippo, si svolgeva un carnevale tra i più belli. Poi la festa è svanita, fino a sabato scorso, quando si sono visti dei piccoli carri tornare nel viale Bonviglio, uno dei quali dedicato ad Agrigento, capitale della cultura. E poi tante maschere per un sabato ricco di animazioni che hanno coinvolto adulti e bambini. Nel corso della manifestazione è stato ricordato anche il programma di Rai 1 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Come è noto, nel programma ogni puntata viene inserito un prodotto della regione in gara. Nel pacco della Sicilia, al Carnevale di Castrofilippo, è stato inserito 1 chilo di cipolle, che è il prodotto tipico del comune agrigentino, presentato qualche anno fa anche a Masterchef. Mafia, droga ed estorsioni, operazione Saracena del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, custodia cautelare per 18 indagati, i colleghi di Catania. Da stamani oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito su Randazzo e Milano un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale catanese nei confronti di 18 soggetti accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso e con la finalità di agevolare il sodalizio mafioso di riferimento. L'indagine, condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo e coordinate dalla DDA di Catania, hanno consentito di portare alla luce le attività illecite di un'associazione mafiosa legata alla famiglia di Cosa Nostra Etnea dei Mazzei, individuandone gli elementi apicali operanti nei territori di Bronte, Magnace, Maletto e zone limitrofe. Durante le indagini è emerso un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori locali, un fiorente traffico di stupefacenti e un'attività di controllo dell'area di influenza del clan. Corteo No Ponte a Messina, fra violenza e manganellate, ce ne parlano i colleghi di Trapani. Un agente della polizia ferito e il centro storico di Messina sfregiato, fra monumenti imbrattati e muri oltraggiati da scritte offensive e umilianti che hanno dato ancora una volta uno schiaffo alla dignità dei cittadini. È triste il bilancio della manifestazione di Carnevale No Ponte, trasformatasi fino a tarda sera in un aperto scenario di scontri fra la polizia e alcuni partecipanti, violenza ben più significativa della semplice tensione che si è scatenata in diverse vie della città. Sarebbero 150 circa le persone facenti parte del corteo, se così si può definire, e tra questi alcuni anarchici e antagonisti che hanno sfilato per le vie del centro con striscioni, musica, cartelli, per quella che doveva essere una manifestazione pacifica di carnevale. Durante il corteo i manifestanti hanno così imbrattato con scritte di proteste muri di edifici e di palazzi storici della via 14 maggio, fra cui un muro della chiesa Santa Eustochia. Una vergogna assoluta, così è stato definito il corteo, una protesta che per le modalità svuota qualunque tipo di manifestazione di idee da parte di soggetti che nulla hanno a che fare con chi esprime pacificamente le proprie posizioni. Il corteo si è diretto verso l'incrocio con il viale Boccetta, dove erano schierati in assetto antisommossa polizia, carabinieri e guardie di finanza. In diverse occasioni alcuni giovani manifestanti sono entrati in contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche di alleggerimento e manganellate. Intanto il comitato No Ponte, convocando il corteo datato 1 marzo, ha spiegato le ragioni di un atavico dissenso rispetto all'opera. L'ombra del ponte è già qui. Espropri, cantieri propedeutici, depositi di scorie, propaganda, sottrazione di risorse. Decreti legge per aggirare prescrizioni e per reprimere il dissenso, così hanno ammesso. E ancora, il ponte è un simbolo di un'idea di progresso che se ne infischia delle nostre vite, estrae valore
dai territori a costo di devastarli, li sottrae ai bisogni e ai desideri degli abitanti. Abbiamo bisogno di capovolgere prospettive, ricontattare energie, immaginare mondi nuovi, creare relazioni differenti. Ma intanto, solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine aggrediti a Messina dai manifestanti e in particolare alla gente rimasto ferito negli scontri. Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e segretario della Commissione Infrastruttura a Palazzo Madama. Bombe carta, fumogeni, mezzi dei carabinieri e muri imbrattati, perché quando non ci sono argomentazioni valide per difendere le proprie tesi si ricorre alla violenza e alla inciviltà. Ferma condanna per quanto accaduto e solidarietà alle forze dell'ordine. Così invece Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. Il diritto di manifestare le proprie idee va rispettato purché sia esercitato con civiltà, lo afferma Pino Galluzzo. Durante la manifestazione di Carnevale sono stati imbrattati con scritte e vernice muri e monumenti della città e si sono registrati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Il coordinamento No Ponte chiarisce che non ha organizzato né aderito all'iniziativa, ribadendo che episodi del genere non hanno nulla a che fare con l'opposizione civile, sociale e non violenta a un'opera inutile che danneggia l'ambiente, impoverisce e saccheggia le città e i cittadini dello stretto. Solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine che a Messina sono stati aggrediti da violenti, scesi in piazza per dire no al ponte sullo stretto. Chi non ha argomenti sceglie la violenza. Noi abbiamo scelto di rilanciare l'Italia, modernizzandola da nord a sud e non ci faremo intimidire da vandali. Questo è il commento pervenuto per mezzo social dal ministro Matteo Salvini. Insomma, il ponte continua a far parlare di sé e questa volta accende toni inappropriati in una città che probabilmente ha bisogno di tanto altro. Su impulso e volontà di alcuni cittadini residenti nella zona Cannatello di Agrigento è stato riattivato il Comitato di Quartiere Cannatello, che persegue lo scopo primario di migliorare la qualità della vita del quartiere, promuovendo il dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini con l'intento di essere punto di riferimento per i residenti, raccogliendo le segnalazioni che provengono dai cittadini per individuare le principali criticità del territorio e sottoporre agli enti competenti e agli uffici preposti nell'ambito della pubblica assemblea degli iscritti che si è svolta il 24 gennaio scorso. Hanno eletto i membri del direttivo, in seno al quale sono stati nominati come coordinatore Renzo Marino, vice coordinatore Giovanni Alba, segretario Domenico Palillo. Canto libero, applaudito e partecipato concerto sabato, un grande successo al Paraforum Bella Via. Ha manifestato grande entusiasmo ed apprezzamento il pubblico che ha gremito sabato sera il Palaforum dello Sport Village Bella Via per assistere al concerto Canto Libero, una band capitanata dalla voce solista Fabio Rosso, detto Red, accompagnato da musicisti d'eccezione e coriste dalla grande voce. Musiche ricercate e ben elaborate, arricchite da un sound che ha utilizzato in qualche tratto le caratteristiche di Zucchero Fornaciari, integrando con forti, ammirevoli composizioni note di rock e blues già peraltro presenti nel vissuto musicale da Antesignano di Lucio Battisti, ma esaltate e attualizzate dalla bravura della band. E poi uno straordinario momento per ricordare quella che oramai quasi sparita dall'attuale musica si configura come poesia e letteratura abilmente musicate e scritte dal duo Battisti e Mogol. Pubblico insolluchero e fortemente attivo nell'esprimere il suo gradimento, con applausi ripetuti e infiniti ha ballato e cantato la lunga carrellata di brani proposti in un concerto che ha richiesto un ennesimo lungo e applaudito bis. Eccone un piccolo spaccato. Si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.
Passiamo dallo sport. Termina con un pareggio la sfida tra l'Akragas e la Cireale in uno stadio esteneto senza i tifosi della Curva che hanno protestato contro la società. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Termina senza reti il match del Seneto tra il rimaneggiato Akragas e la Cireale, impelagato per una salvezza diretta. Una gara dai pochi contenuti tecnici che ha più premiato i ragazzi del tecnico di casa Favarin, mostratesi carichi al massimo e molto reattivi nei momenti più importanti della gara. Di contro una Cireale a tratti spento, che ha cercato di perforare la retroguardia biancazzurra con i soliti guizzi del bomber Maculo, sottoposto ad una marcatura molto attenta ed efficace. Ha inflitto così tanto l'assenza forzata del centrocampista cese Danfa? Sta il fatto che la Cireale ha espresso poca lucidità con troppi assist fuori misura che hanno completato una giornata in terra agrigentina tutta da dimenticare. Di contro un Akragas molto rabberciato per le contemporanee assenze di ben 9 titolari. Certamente il pari premia più per la tenacia di quest'ultimi usciti dal rettangolo di gioco tra gli applausi dello sparuto numero di tifosi della tribuna che per la classifica che continua a peggiorare ulteriormente. La salvezza è divenuta un miraggio e si pensa solamente a salvare il salvabile. Ritornando alla gara, il primo tiro in porta si registra al 34esimo con Zueva che si invola dentro l'area biancazzurra ed effettua un forte diagonale respinto egregiamente da Gerlero con i pugni. 2 minuti dopo ancora Gerlero mette in angolo un tiro di Rodio. Nella ripresa la Cireale spinge sempre con Zueva e al 55esimo impegna ancora una volta il giovane portiere Gerlero. Al 73esimo ci prova Mokulu con un tiro dai 25 metri che termina altissimo sopra la traversa. Al 75esimo la Cireale rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Romano per un brutto fallo su un Guigne. Prende coraggio l'Akragas che all'85esimo risponde in contropiede con Mundurischi, il quale viene platealmente cinturato in aria. Per l'arbitro è tutto regolare e lascia correre. 3 minuti dopo ancora l'attaccante serbo di testa tenta la via della rete, ma Zizzania è molto attento. Dentro gli spogliatoi l'Akragas sempre in silenzio stampa. Dunque un pareggio quello dell'Akragas è ottenuto con ben 5 juniors in campo che hanno lottato a tendi stretti contro una Cireale che proveniva dalla vittoria eclatante contro la capolista Siracusa. Eppure i ragazzi di Favarin hanno saputo con generosità tamponare sul nascere gli sterili attacchi accesi, cercando di ripartire. Uno 0-0 che serve a ben poco e che peggiora ulteriormente la classifica e pone il gigante a ben 8 lunghezze dalla penultima posizione. Vincono le altre agrigentine, fuori casa il Castro mi fa vara all'Ocri grazie alla rete di Palma e delicata al Dino Liotta con Lenna, anch'esso per 1-0 grazie al gol di Minacori. Con questi 3 punti il Licata raggiunge lo stesso Locri e si pone a un solo punto dalla San Cataldese, sconfitta a sua volta Siracusa per 3-1. E a 2 dal Sant'Agata che invece ha vinto a Vibo Valencia. Per quanto riguarda l'alta classifica rimane tutto invariato con la compagine Aretusea avanti di 3 punti. La Regina seconda ha vinto a Paternò per 0-1 come anche il Siracusa con la San Cataldese per 3-1. Post partita di Akragas Cireale finita 0-0. Con noi mister Chianese. Cedo la parola a Marco Sciuto, Globus Television. Sì, mister, buonasera. Come si può raccontare, questa gara contro una formazione, quella dell'Akragas, imbottita da giovanissimi, in piena crisi societaria, di fronte invece una Cireale che veniva dalla bella vittoria contro il Siracusa, magari priva di alcune pedine cardine come quella di Danfa, quelle di Vasil, ma alla fine qui ad Agrigento lascia ben 2 punti e raccoglie soltanto un punticino. Insomma, le attenuanti sul discorso di Danfa, che dispiace perché stamattina il ragazzo è venuto nella partenza per venire qui, però era febbricitante, purtroppo non è partito con noi. La stessa cosa ieri sera Vasil,
in rifinitura ha avuto una botta ieri sera, il ragazzo non riusciva neanche a muoversi, e quindi comunque sia avevamo delle alternative, però era stata provata una settimana in un certo modo, poi dopo all'ultimo ci siamo ritrovati a cambiare, ma queste non sono attenuanti. Giustamente l'Agragas ha fatto la sua partita, ha fatto una partita di contenimento, si è messa là dietro, si è messa a 5 là dietro, cercava solo di chiudere gli spazi. Noi siamo stati proprio molto lenti, soprattutto nel primo tempo, andavamo spesso in ampiezza mentre dovevamo andare molto in verticale, e questa cosa mi ha innervosito molto, perché se vai così, quando c'è una squadra che gioca sotto la palla, se non vai nell'1 contro 1, se non crei nella superiorità numerica o non giri velocemente palla, fai fatica. Il campo sicuramente non ci aiutava, ci rallentava in questo, però comunque la squadra ha cercato in tutti i modi di fare gol. Dispiace che sul finale prendi a 20 minuti dalla fine, prendi un'espulsione di un giocatore di esperienza, questo lascia un po' la mano in bocca, perché comunque sia giocare in 11 gli ultimi 20 minuti sarebbe stato sicuramente un'altra partita. Ripeto, attenuanti non ne voglio, ci portiamo il punto a casa sapendo che potevamo fare molto di più, però alla fine smuoveva ancora di più la classifica. È un mondo che vi serve o serve poco in questo momento? A noi serve perché comunque allo stato attuale, se la classifica dice che siamo a pari punti con l'Enna, dovremmo essere fuori dai play-out diretti, cioè dovremmo essere salvi a questo punto, quindi a noi serve, non so lei del posto, non so, forse all'Agragas se serve a questo punto, non lo so, perché da quello che si è visto si è cercato solo di fare il punto, quello è quello che mi è dispiaciuto, cioè non si è cercato di giocare a calcio, si è cercato solo di non prendere il gol. Vince in trasferta il Castrum Favara contro il Lochi per 1-0. Giuseppe Moscato. La Castrum Favara torna al successo e conquista 3 punti pesantissimi ai fini della classifica, consolidando la sua ottima posizione in zona salvezza diretta. Una vittoria che la squadra di mister Pietro Infantino ha conquistato con merito sul difficile campo dell'Ocri contro un avversario diretto per la salvezza. Nonostante la formazione largamente rimaneggiata per le assenze di alcune pedine importanti come Baglione, Amore, Deiana Testoni e Varela, la squadra favarese ha giocato un'ottima partita, passando in vantaggio nel primo tempo. Uomo gol è stato ancora una volta Mattia Palma, che nella gara di andata aveva realizzato una doppietta. La rete arriva al 30° con Palma, che sfrutta alla perfezione il servizio di un compagno realizzando il gol della vittoria. In apertura di ripresa il Locri cerca di riequilibrare il risultato, ma i ragazzi di mister Infantino riescono a fermare tutte le puntate in avanti dei calabresi. Anzi, è proprio la Castrum Favara che sfiora il raddoppio e si rende più volte pericolosa nelle ripartenze. Su una di queste la Piana ha la grande occasione per raddoppiare, ma il suo tiro praticamente a porta vuota si stampa sulla traversa. Favara che conquista 3 punti importanti e continua il suo percorso teso a conquistare la salvezza in questo difficile campionato dove, nonostante sia una matricola, ha finora ben figurato. Ecco il commento di mister Infantino. No, innanzitutto vorrei sottolineare la prova dei ragazzi. Nelle difficoltà escono sempre energie importanti, questo significa che c'è un credo e un'autostima molto importante, cioè era un passaggio determinante. Loro nella difficoltà abbiamo cambiato 3 giocatori per infortunio, però chi è entrato non ha mollato, chi ha giocato sapeva l'importanza della gara e del risultato. Ci portiamo questi 3 punti importantissimi. Dispiace per il presidente, dispiace per gli amici di Locri, che sono fraterni amici, però era sempre una partita determinante per la salvezza e noi siamo stati bravi a approfittare della difficoltà che ha anche il Locri. Ci hanno pressato, ci hanno chiuso in certe partite, sono partite meglio di noi durante l'inizio di partita, abbiamo sbagliato un po' di uscite, però poi ci siamo sistemati. Io credo che la vittoria è molto meritata, i ragazzi se lo sono meritati al 100%. Inoltre, correggimi se sbaglio, prima che tu arrivassi nel preparare naturalmente
questa gara si commentava, no? Gli stessi numeri del Pompei che è chi ti ha preceduto, però poi quando c'è una siciliana di mezzo, già in difesa e a livello di dinamismo tattico, c'è sempre quel qualcosa in più. Sì, ma ho detto che il campionato di questo girone è difficilissimo, vedete i risultati, la Vibonese ha perso in casa, nessuno molla, e nelle ultime partite per l'esperienza non vince la squadra che ha più qualità, ma la squadra che è più cazzimme, la squadra che sente più la partita, è più preparata fisicamente, e credo che le ultime partite determinano i playoff e playout sempre, ogni anno è stato così. Noi grazie a Dio stiamo bene, possiamo anche sopperire a delle mancanze, anche se dispiace perché oggi mancavano anche Baglione, mancavano Varela, c'è gente più esperta, però questi ragazzi, se tu vedi la distinta, c'hanno tutti 06 e 07, ma sono contentissimo perché, come dico sempre, in campo non c'è l'età, c'è la personalità e c'è la qualità, e questi sono felice che questi ragazzi si stanno prendendo e si stanno ritagliando uno spazio importante in questo campionato. È stata giocata la 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone A e quelli relativi alla promozione. Ce ne parla meglio Carmelo Lentini. Non cambia nulla infatti la classifica nel campionato di eccellenza Girone A, che vede saldamente in vetta l'Athletic Club Palermo con 4 punti di vantaggio sulla rivale Città di Gela. La compagine palermitana ha espugnato nell'anticipo del sabato il campo del Castellammare per 1-4, mentre il Città di Gela ha rifilato ben 5 reti alla malcapitata Folgore. Con la testa alla prossima sfida di Coppa Italia nazionale di categoria contro i Barletta di mercoledì prossimo, l'Unità si sciacca, si inceppa tra le mura amiche contro l'Oratorio Marineo, penultimo in graduatoria. Il risultato finale è stato di 1-1, vantaggio verdenero con Cari di testa, poi nel secondo tempo il pari palermitano con Montino. Il campionato di promozione Girone C riprende domenica prossima 9 marzo. Infatti è stato osservato un turno di sosta. Alla ripresa si riprenderà con il duello all'ultimo sangue tra Camarat e Giarre. La compagine etnea si trova in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sui rivali del Camarat, ma domenica prossima potrebbe verificarsi un nuovo sorpasso. Infatti la compagine giarrese del tecnico Sebbi Catania dovrà osservare un turno di sosta, mentre il Camarat sarà impegnato sull'ostico rettangolo di gioco del Serra di Falco. Tutto passa dal risultato di questo match in terra nissena, per cui se il Camarat riuscisse a superare i padroni di casa ritornerebbe a veleggiare in vetta alla classifica pur su di un punto. Il Casteltermine ritorna in casa con il fanalino di coda a San Pietro, mentre l'Aragona con il nuovo tecnico Mauro Miciche sarà ospite del Santa Domenica Vittoria. Infine il Gemini sul proprio campo lotterà contro il Villarosa San Sebastiano. Nel girone B, dove è impegnata l'Embelloclina di Mariano Cordero di prima categoria, la compagine marinara, dopo il successo esterno ottenuto, che ha migliorato la classifica generale, deve continuare a vincere per uscire dai bassifondi della brassa graduatoria che la vede ad un passo dalla salvezza diretta. Infatti l'Embellocchina si trova a soli 2 punti ed è preceduta dal Campofranco e dallo Sporting Termini, entrambi a quota 22. Ricordiamo che l'Embellocchina ha 20 punti. Mancano appena 3 giornate ed in questo rush finale l'Embellocchina si gioca la salvezza diretta. Adesso si riprende questa domenica 9 marzo al Collura per affrontare il Sant'Anna Enna, diretta rivale per la permanenza in prima categoria. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre e delle smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.